Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che interessa diverse regioni italiane legate al traffico illecito di rifiuti. Nell'operazione, denominata Via della Seta, sono state eseguite 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como, su delega della Procura Direzionale Distrettuale Antimafia di Trieste. L'indagine delle Fiamme Gialle ha portato alla luce una frode fiscale di 300 milioni di euro, con tanto di trasferimento occulto nella Repubblica Popolare Cinese di 150 milioni di euro. Risultano indagate 58 persone, 5 le misure cautelari personali e 3 gli arresti ai domiciliari, un provvedimento di sequestro preventivo per 66 milioni di euro. Secondo l'accusa, l'organizzazione criminale si è rivelata particolarmente complessa e articolata in quanto caratterizzata da una molteplicità di uffici, persone coinvolte, ruoli, mezzi utilizzati, imprese di trasporto, società italiane e straniere, e sarebbe stata così appositamente modulata per consentire, attraverso la formazione, la redazione e l'utilizzo di documentazione totalmente falsa, l'illecito traffico di ingentissimi quantitativi di prodotto. I provvedimenti cautelari personali sono stati interamente eseguiti nei confronti degli indagati, mentre sono ancora in corso le misure ablative per le quali sono state già sequestrate disponibilità liquide e beni immobili, nonché 3 società, compresi gli spazi aziendali, ubicate tra le province di Treviso e Belluno, a tutt'oggi dedite alla prosecuzione delle attività criminose. Dall'indagine emerge che sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per 308 milioni 894 mila euro, oltre, come già detto in apertura, del trasferimento di 150 milioni di euro nella Repubblica Popolare Cinese. Ulteriori indagini in corso. Quest'anno per la prima volta cantina aperta e raddoppia. Sabato 19, domenica 20 giugno, in concomitanza con Domenica in Villa, nuovo appuntamento con il vino, ma non solo. 2 giornate ricche di attività rivolte a tutti. Il via nel pomeriggio di sabato con le visite guidate in vigna e in cantina e a seguire una bicchierata nella corte della villa all'imbrunire. Domenica dalle 9 con visita guidata alla villa De Claricini d'Orpacher. Dalle 10 in poi invece sarà possibile visitare la mostra dei mosaici di scultura e pittura e le mostre dedicate a Dante in cartolina e Dante in miniatura, e seguirà la tesissima festa della mietitura. Si inizierà con il fattore che mostrerà il lavoro della mietitura e della trebbiatura ancestrale. Si racconterà dei cereali e di come si producono le farine partendo dai chicchi raccolti. Durante il pranzo, con il vignaiolo di domenica, si potrà scoprire la filosofia aziendale della Fondazione Villa De Claricini d'Ormpacher e si potrà degustare il farro e il grano antico, declinati in un buonissimo menù di stagione, abbinati ai vini che Paolo, l'enologo, ha selezionato direttamente per i suoi ospiti. Insomma, un appuntamento da non mancare, prenotazione obbligatoria. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti